Spettatori, ci troviamo al Teatro Miotto di Spilimbergo, dove questa sera è andata in scena l'edizione 2015 di Salutami le Stelle, una serata particolare dedicata alla solidarietà. Come abbiamo qui presente V8, che arriva esattamente il presidente Solo per il Bene, che è una onlus particolare, insomma di Cessalto, che dà una mano a chi ha bisogno. In questi tempi è difficile dire dare una mano, no? Assolutamente sì, come le spiegavo prima, la nostra è una piccola associazione che grazie ad eventi come quello che si è svolto questa sera, per i quali ringrazio Irene Bergamasco e Loris Brighi, avrà la possibilità di devolvere parte di questa cifra a dei progetti di aiuto locali. La nostra logica è quella di lasciare nel posto quello che si raccoglie nel posto e quindi così ne daremo seguito. È una grande opportunità quella di poter portare una piccola associazione così dal Veneto al Friuli, e si allargano quindi gli orizzonti, una collaborazione che parte da qui ed è solo il suo primo passo. Senta, fuori dai denti, oggi come oggi cosa vuol dire fare volontariato e solidarietà? Fare volontariato oggi, come dicevo prima, non è né più difficile né più facile di prima, è sostanzialmente diverso perché la richiesta cresce e ci sono molte situazioni di disagio e di bisogno. L'obiettivo principale è quello talvolta di andare a trovare anche quelle persone che non hanno coraggio di chiedere l'aiuto, ed è questa la situazione più difficile in cui ci si trova, e cerchiamo ovviamente attraverso una rete di informazioni o comunque di conoscenze di poter andare proprio lì dove questo fa fatica ad emergere. Quanti anni che operate? Noi operiamo ormai da 2 anni circa e diciamo in questi 2 anni abbiamo fatto molti interventi. Soltanto nel 2014 abbiamo distribuito quasi 6.000 euro di aiuti. Il 2015 sicuramente sarà un anno in cui tutto incrementerà, anche grazie a questo intervento di questa sera e questo evento. No, non resta che farvi gli auguri, continuare così e soprattutto aiutare le persone che hanno bisogno, soprattutto attraverso queste associazioni che mettono tutto in luce, possiamo dire così? Assolutamente sì, chi vuole nella nostra pagina Facebook Solo per il Bene o sul sito www.soloperilbene.com trova le evidenze di ogni nostra serata, tutto quanto quello che arriva, tutto quanto quello che doniamo. Io dico sempre che grazie a persone speciali come quelle di questa sera noi nel nostro piccolo possiamo continuare a donare sorrisi, e grazie anche a voi per la visibilità che con questo servizio potete dare a quello che noi possiamo donare. Salutami le stelle, alle stelle sul palco. Non lo so se sono una stella o meno, diciamo che cerco di dare sempre il meglio da 22 anni a questa parte, cerco di dare il meglio qua sul palcoscenico e spero anche nella vita. Senti, il Friuli può essere fucina di rilancio per la musica italiana? Il Friuli è già fucina come lo sono tutte le regioni d'Italia in realtà. Peccato purtroppo che gli artisti locali non vengono mai valorizzati come bisognerebbe. Purtroppo in questo periodo l'arte è stata messa purtroppo da parte. E manca soprattutto la professionalità in certi casi, no? No, vabbè, più che altro non è tanto che manchi la professionalità, mancano i luoghi in cui giovani artisti talentuosi possono esercitarsi e possono mettersi in mostra e crescere così artisticamente. Purtroppo la situazione in Italia è questa, continuano a chiudere locali, a non esserci troppe possibilità appunto di crescita, per cui si rimane nella mediocrità artistica, anche se nel sottobosco della musica italiana e della musica rock italiana ci sono dei talenti davvero validi. Senti, prossima tappa tua? Prossima tappa mia, adesso il 6 di febbraio sarò nella zona del Vicentino, ma adesso non ricordo dove esattamente. Il 7 febbraio sarò a Parma, a Collecchio in provincia di Parma, il 13 non mi ricordo, insomma ho tante date per chi vuole. L'agenda piena? Sì, ho l'agenda piena. Il 2014 l'ho chiuso con alle spalle 84 concerti, quindi è andata più che bene l'anno passato. Quest'anno abbiamo già iniziato alla grande e sono oltretutto al lavoro con un disco nuovo, per cui presto saprete, insomma avrete notizie di questo disco, e se vi va di dare un'occhiata insomma
ciò che sto facendo o ai concerti che ho in programma. Insomma, basta andare su internet su www.sasciatorrisi.it. Irene Bergamasco con noi questa sera, un po' si dice l'uomo dietro le quinte, in questo caso la donna dietro le quinte. Sì, dietro e un po' anche davanti, perché a forza di dare un po' diciamo off course. Infatti, no, siamo contenti di quello che è stato, insomma, la serata di quest'anno, siamo contenti di quanto raccolto, perché appunto abbiamo avuto diverse vicissitudini e quindi siamo contenti, la soddisfazione di vedere comunque il sorriso nelle persone che aiutiamo, e quella è la moneta che è più... Dimmi. Diciamoci la verità, oggi come oggi non è utopia quello che voi fate. No, assolutamente no, perché comunque basta un poco, basta un concerto di musica per poter donare e aiutare chi ha bisogno, quindi, ma anche altro, insomma, non è per forza solo la musica. Certo, la musica è un aiuto per poter donare di più. E poi permettimi di sottolineare, una goccia del mare che poi piano piano si espande. Sì, c'è una frase che a me sta molto a cuore di Madre Teresa di Calcutta, che dice: quello che facciamo è una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo l'oceano avrebbe una goccia in meno. A norma di legge. A norma di legge. Rullo di tamburo. Rullo di tamburo. Mi scusi, ecco. Attenzione. Assegno, pagate questo assegno 1100